Dopo 2 anni che fanno rima con pandemia, finalmente tornano le fattorie didattiche aperte. Abbiamo voluto parlarne con l'assessore all'agricoltura di Regione del Veneto, Federico Caner. Il 29 maggio ritorna Fattorie Didattiche Aperte, un'iniziativa promossa dalla Regione Veneto che apre le porte a grandi e piccini e che grazie al coinvolgimento di maestri contadini accompagnerà le famiglie in una vera esperienza a contatto con la natura. Il 29 maggio ritorna Fattorie Didattiche Aperte, un appuntamento importante che come Regione spingiamo da molti anni. Del resto questa è stata la prima Regione a regolamentare questa attività e farlo in maniera precisa e accurata. Oggi abbiamo ben 117 fattorie che parteciperanno a questa giornata, nonostante in tutto le fattorie in Veneto sia oltre le 400. L'obiettivo è quello di creare un'occasione di incontro per far riscoprire ai cittadini un legame antico ma sempre più ricercato. Un circuito, quello delle fattorie didattiche, che anche in tempi di pandemia ha visto un grande numero di adesioni all'elenco regionale. Negli ultimi anni, nonostante la pandemia, le fattorie didattiche sono cresciute di ben 100 unità. Questo dimostra l'attenzione anche verso il territorio. In queste fattorie noi vogliamo portare non solo i ragazzi, i bambini, ma anche le intere famiglie a svolgere una giornata a contatto con la natura, con il territorio, a capire cosa significa fare per esempio agricoltura sostenibile, a puntare molto sull'enogastronomia, a creare dei laboratori didattici che aiutino i ragazzi a svolgere alcune attività anche di concerto con le scuole, e questa è una grande novità, e quindi la volontà di vivere la campagna a 360 gradi con quelli che sono i suoi valori, le identità, la cultura anche di questo territorio. Tutti gli appuntamenti in programma il 29 maggio sono consultabili sul sito della Regione del Veneto e sulla pagina Facebook Fattorie Didattiche Aperte.